premio Giovanni Viel è un premio dato a delle persone che come Giovanni amano lo sci di fondo, lo divulgano tra i giovani, cercano di portarlo avanti. È uno sport faticoso, è uno sport complicato perché bisogna andare a trovare la neve, ma Giovanni lo amava tanto e così abbiamo deciso di dare un premio a una persona che allo stesso modo ha aiutato tantissimi giovani, me compreso, e per questo lo ringrazio, a praticare lo sci di fondo. Io sono stato, diciamo così, per tantissimi anni un ammiratore proprio di Giovanni Viel. È stato uno che ha segnato veramente, è stato un appassionato incredibile dello sci di fondo, era un esperto di date e di personaggi, lui sapeva tutto di tutti, capito? Avere Giovanni Viel a una manifestazione era, diciamo così, il successo era garantito. L'anno 2024 è stato un anno particolarmente difficile sotto il punto di vista climatico, difatti organizzazione gare e quant'altro non è stato proprio così facile. Per quanto riguarda invece il discorso con gli atleti abbiamo avuto dei buoni risultati, abbiamo avuto soprattutto a categoria allievi il secondo posto nella staffetta e quindi insomma abbiamo sempre un buon movimento e grazie anche da parte di tutti gli sci club della regione. I risultati più importanti siamo riusciti a cogliere sia a livello individuale sia di staffetta. Con le ragazze abbiamo portato a casa la staffetta ai campionati italiani giovani, con Iris De Martin, Cagnati Vanessa e Caterina Milani, e poi anche a livello giovanile abbiamo fatto bene perché ai campionati italiani ragazzi abbiamo fatto secondi nella staffetta, quindi come squadra bene. A livello individuale Vanessa Cagnati ha portato a casa tre medaglie, anche Gemma D'Andrea, quindi nel complesso bene.